Ok, siamo qui al Palarido di Valdagno, Montecchio 5, Valdagno 2. Siamo con Dario Rigo, coach del Valdagno. Un'impressione sulla partita, Dario? La partita è stata equilibrata fino a la metà del secondo tempo, poi loro sono riusciti a fare un paio di gol e un paio di disattenzioni nostre. Noi possiamo recriminare un po' su tanti contropiedi che abbiamo avuto e non siamo stati bravi a concretizzare, a fare il passaggio o comunque a trovare subito la soluzione migliore per andare in porta. Questo secondo me è stata la chiave della partita. Poi sappiamo che Montecchio è una squadra attrezzata, con i nuovi due innesti ovviamente è diventata ancora più attrezzata, però noi come è giusto che sia ci proviamo contro tutto, contro tutti, in tutte le partite. Oggi ai ragazzi non posso dire niente, si sono spesi, hanno dato tutto, anche alla fine sono andati a pressare altissimo cercando di recuperare più palle possibili per cercare di avere delle opportunità di gol e quindi sono stati bravi loro e bravi anche noi e dobbiamo continuare con questo atteggiamento e prima o poi i risultati vengono. Sì, infatti anche noi del commento abbiamo visto un Valdagno che ha creato molto, ma forse mancava un po' più di convinzione nel finalizzare l'azione. È un peccato, un paio di gol, un'asta, un palo, qualcosa che non è un po' di sfortuna, diciamo. Sì, diciamo che il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni, come dici te, un palo e una traversa che potevano avere una sorte diversa, però c'è da dire che poi dopo il secondo gol siamo stati un po' fortunati, quindi io onestamente posso dire anche questo, però sì, noi dobbiamo cercare le occasioni che abbiamo di sfruttarle meglio di come abbiamo fatto stasera.